Appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Buongiorno e ben ritrovati in questo ultimo giorno di maggio, insieme con tante notizie. Oggi puntata particolare perché alle 12:15 seguiremo in diretta la presentazione della nuova giunta del sindaco Mario Conte dal municipio insieme a Cristian Arboit. Cristian Arboit che in questi minuti è stato a Macerata per un incendio in una azienda, esattamente la Mion Ventoltermica, che si occupa di impianti di aspirazione e depurazione dell'aria. In mattinata vedete le fiamme nell'azienda, a quanto pare a causare tutto quanto sarebbe stato un errore umano, un operaio che stava saldando un cilindro dentro cui sembra ci fosse del materiale infiammabile che con il surriscaldamento dovuto al lavoro in corso avrebbe dato vita ad una fiammata che poi ha raggiunto il tetto. Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme, intervenuti anche i tecnici dell'ARPAV chiamati dal primo cittadino per assicurarsi che non ci siano tracce di sostanze inquinanti nell'aria. Adesso invece andiamo a Venezia perché oggi è il giorno dell'inaugurazione del Salone Nautico in Laguna. Attesi, o forse sono già arrivati il ministro Salvini, il presidente del Senato La Russa. Ci racconta tutto la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria, insieme a Simone Merlo. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi giornata inaugurale del Salone Nautico, ospitato qui all'Arsenale di Venezia. Saranno poi 5 le giornate totali di eventi, convegni e dimostrazioni, soprattutto qui all'Arsenale. In questo momento, come vedete, sta parlando il presidente del Senato Ignazio La Russa, che è arrivato qui insieme al ministro delle infrastrutture Salvini, al sindaco Brugnaro e al governatore Zaia. Il governatore Zaia ha ringraziato il sindaco Brugnaro proprio aprendo il Salone Nautico, dicendogli che appunto ha fatto tanto e il suo è stato un grande lavoro per essere arrivati qui oggi a questa giornata inaugurale. Il sindaco Brugnaro invece ha voluto parlare dell'importanza di questo evento soprattutto per i bambini, per quelli che saranno le nuove generazioni che dovranno poi portare avanti il futuro di tutti noi, ha detto, anche partendo da questi eventi. I temi toccati invece dal ministro Salvini, in primis anche il PNRR e soprattutto poi quello che è tutto l'indotto che arriva anche da eventi come questo, perché non si tratta solamente di giornate dedicate a un'elite, se così si vuole definire, ma deve coinvolgere tutti. Ecco, invece il presidente La Russa sta parlando in questo momento. Dicevamo 5 saranno le giornate, a brevissimo ci sarà il taglio del nastro e poi anche un breve tour con appunto il governatore Zaia, il sindaco Brugnaro, il presidente La Russa, il ministro Salvini, proprio per vedere le bellezze del Salone Nautico. Le esposizioni sono tantissime, 300 imbarcazioni che occupano il bacino di 55.000 metri quadrati con oltre 1.100 metri lineari di pontili e 30.000 metri quadrati tra spazi espositivi e poi le storiche tese di cui racconteremo anche noi una storia. Direi che per il momento ora è tutto, anche perché a breve ci sarà il taglio del nastro, quindi visto che siamo in diretta ci posizioniamo proprio per non perderlo. Qui dall'Arsenale è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie a Simone Merlo. Raggiungete pure la zona del taglio del nastro, poi ci sarà un nuovo collegamento con tutti gli aggiornamenti dall'Arsenale di Venezia. Torniamo alla cronaca. Adescato in chat e poi legato e picchiato dopo il 50enne impiegato liberato qualche mese fa dai carabinieri. Ora altre 2 vittime si sono presentate ai militari dell'Arma, anche noi hanno detto aggrediti dalla banda. Dopo l'aggressione subita dal 50enne legato e picchiato a sangue da 3 giovanissimi, altre 2 vittime si sono presentate dai carabinieri per denunciare la violenza. Anche noi siamo finiti nella trappola della stessa banda. Insomma, non sarebbe stata la loro unica volta, quella avvenuta lo scorso febbraio.
L'uomo era stato adescato tramite un sito, poi convinto ad un incontro sessuale nel casolare abbandonato a Vedelago, ma all'interno dell'edificio aveva trovato i 3 ragazzi, un quindicenne, un 19enne ed un 20enne. Immobilizzato, poi legato mani e piedi. Solo grazie all'intervento dei militari dell'Arma che stavano controllando la casa in costruzione, il 50enne era stato liberato. Si aggrava dunque la posizione dei ragazzi fermati. Proprio le indagini degli investigatori hanno portato a ritenere che il grave fatto non fosse isolato, a confermarlo anche l'analisi del telefono del 20enne. A finire in manette per primo era stato il 19enne bloccato mentre stava andando in un bancomat a riscuotere i soldi della carta di credito con il PIN estorto alla vittima. Ma secondo l'inchiesta condotta dal pubblico ministero Barbara Sabatini, la banda voleva colpire persone che si sarebbero macchiate di reati odiosi come la pedofilia. Insomma, un disegno chiaro dietro all'aggressione, disegno avvalorato dalle denunce delle altre 2 vittime. I carabinieri erano arrivati in via Marconi grazie alle segnalazioni avute da alcuni cittadini che avevano notato un via vai nell'edificio. Così era scattato il blitz, un piano folle che avevano già attuato, un piano dettagliato e studiato nei minimi dettagli. A confermarlo sono le vittime picchiate e terrorizzate. Dopo aver acquisito i rapporti dello Spisal e della polizia locale, formulata l'ipotesi d'accusa nell'inchiesta sul crollo del pezzo di cemento durante i lavori di demolizione della curva dello stadio Appiani a Padova. La Procura di Padova indaga per lesioni colpose aggravate. Il fascicolo sulla caduta del pezzo di cemento dello stadio Appiani sopra un'auto lo scorso 28 marzo è ancora a carico di ignoti. I rapporti dello Spisal e della polizia locale sono stati depositati e ora il magistrato dovrà fare tutte le sue considerazioni e capire se quel giorno la strada doveva essere chiusa per garantire maggiore sicurezza nei lavori di demolizione della curva dello storico stadio del calcio Padova. Gli accordi tra comuni e la ditta appaltatrice del lavoro per l'esecuzione del cantiere prevedevano che via Marghera venisse chiusa da quando si iniziava a demolire la penultima campata. Quel giorno un probabile effetto fionda durante la demolizione della terzultima campata fece piombare il masso di cemento sopra la Lancia Musa guidata da una 57enne padovana che era insieme alla figlia adolescente. Il sasso rimbalzò sul tettuccio e poi frantumò il parabrezza. Le 2 donne rimasero leggermente ferite dalle schegge del vetro. Se il masso fosse precipitato direttamente sul parabrezza, le conseguenze per loro sarebbero state ben più gravi. E adesso una nota della prefettura di Treviso. Il commissariato di Conegliano ha comunicato la scomparsa di Anna Prizzon, 53enne residente a Fontanelle. La signora Prizzon è alta circa 1,70 m, di corporatura normale, con capelli di colore castano scuro e occhi verdi. Nella giornata del 16 maggio è stata avvistata a bordo di un treno Frecciarossa diretto da Conegliano a Roma. Poi però non si hanno più notizie di lei. Chiunque avvisti la donna o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Questa dunque è la nota della prefettura di Treviso. Continuiamo con la cronaca, con l'incidente mortale di ieri pomeriggio a Vigonovo, dove ha perso la vita un motociclista di 67 anni. Si è schiantato contro la fiancata di un furgone a terra, nessun segno di frenata, un impatto fatale per Giorgio Stocco, 67enne geometra di Saonara, che ha perso la vita ieri in un incidente stradale a Vigonovo. L'uomo era in sella alla sua moto, una Suzuki 600, stava tornando a casa. In quel momento un infermiere professionista stava passando di lì, ha visto la scena drammatica e ha prestato i primi soccorsi a Giorgio Stocco con un massaggio cardiaco, ma per il 67enne non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l'arrivo dei medici del 118 di Dolo. Sul posto la polizia locale di Noventa Padovana, che ha raccolto le testimonianze degli altri automobilisti non coinvolti nello schianto. Pare che il 67enne avesse appena superato un furgoncino, ma appena terminata la manovra di sorpasso si è trovato davanti un altro furgone che proveniva dal senso di marcia opposto e stava svoltando a sinistra. L'autista del mezzo, un 55enne di Brugine, è stato sottoposto all'alcol test, risultato negativo. La salma di Giorgio Stocco è stata portata all'ospedale di Dolo a disposizione dei familiari, che ora dovranno fissare la data dei funerali.
Un 33enne colpito al volto durante una violenta lite con un oggetto di vetro ha perso un occhio. È accaduto all'interno di una sala slot di Vicenza. I carabinieri hanno arrestato un 43enne di origini straniere, poi finite ai domiciliari per lesioni personali gravissime. Dopo l'aggressione, che potrebbe essere legata ad un diverbio sulla cessione di sostanze stupefacenti, il 33enne è stato trasportato all'ospedale San Bortolo, dove è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica che non gli ha però evitato la perdita della vista dell'occhio destro. Stipendi dei sanitari, a confronto in azienda ospedaliera a Padova, i meno pagati. Il sindacato dei primari scrive al governatore Zaia. Ci racconta tutto in diretta il nostro Francesco Ratai. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno da Padova, ci troviamo nel chiostro dell'ospedale Giustinianeo in centro città. Con me lo vedete il dottor Giampiero Avruscio, che è medico ma è anche presidente dell'associazione dei primari dell'azienda ospedaliera di Padova. Perché siamo con lui? Perché ha deciso di prendere carta e penna e scrivere alla regione, perché c'è una situazione che qua a Padova non va proprio bene. Sì, no, non va bene, nel senso che in tutti gli ospedali ormai, sia del Veneto che d'Italia, purtroppo l'ospedale non è più attrattivo per i medici, tanto è vero che tanti medici lasciano l'ospedale per andare a lavorare altrove, e quindi il problema non è tanto dei medici o del personale sanitario quanto poi delle persone, perché quando hanno necessità, un bisogno di salute serio, vanno in ospedale. E quindi non sono però i muri a curare le persone, ma sono i medici competenti. In ospedale qui a Padova abbiamo delle eccellenze, però sono almeno 30 anni in cui i medici di Padova e anche il personale viene penalizzato da una distribuzione dei fondi regionali che penalizza, perché una voce importante del nostro stipendio, che è legato proprio all'incarico, alla carriera, questo rispetto ad altri valentissimi colleghi delle altre ULSS sono migliaia di euro in meno, e questo rende ancora meno attrattivo Padova rispetto agli altri ospedali, e questo è un problema, ripeto, che riguarda le persone, perché se non si trovano medici, tanto è vero che poi la regione ricorre a medici che sono ancora in formazione, che non sono ancora formati, richiama i pensionati, medici a gettone, cooperative e quant'altro. E allora credo che, dato che i cittadini di Padova pagano le tasse come Treviso, come Verona, come Venezia, e allora meritino che anche i loro sanitari abbiano lo stesso stipendio almeno degli altri, anche perché poi l'abbiamo visto non solo nella pandemia del Covid, ma lo si vede anche con le ultime notizie, l'eccellenza di Padova, dei trapianti, Padova ai vertici anche delle organizzazioni ospedaliere d'Italia, però ecco, nel contempo però non c'è una valorizzazione che sia almeno pari a quella degli altri colleghi, e questo, ripeto, è un discorso che poi si riflette sull'assistenza delle persone che, quando hanno bisogno di salute, hanno un problema serio di salute, poi vanno in ospedale, e se non si trovano medici all'altezza poi diventa un problema proprio di questo tipo. Certo, è evidente che l'ospedale di Padova ha delle eccellenze. Ricordiamo, l'altro giorno è stato presentato il caso del professor Gerosa, che ha eseguito un trapianto di cuore, da un cuore che non batteva da 20 minuti, quindi qualcosa di rilevante a livello mondiale, però gli stipendi sono più bassi rispetto ai colleghi delle altre aziende ospedaliere, giusto? Ma di quanto parliamo? Ma parliamo di alcune migliaia di euro che poi dopo si riflettono anche poi sulla pensione, perché sono tutte voci che sono pensionabili. È vero, c'è stato un miglioramento rispetto al passato, questo governo
qualcosa ha fatto, ma sicuramente non è sufficiente, perché per gli incarichi più elevati rimane ancora una sensibile differenza. Ripeto, sono migliaia di euro, ma non è tanto, ripeto, soltanto un discorso di discriminazione che dura da anni, perché non è da ieri, ma dura da anni e continua ancora a perseverare, ma è una questione anche di dignità per tutto il lavoro che qui si svolge, ripeto, insomma, ricevere lo stesso compenso, ma questo renderebbe, come dire, questo rende meno attrattivo Padova rispetto alle altre strutture sanitarie, e questo credo che non sia giusto, ma non sia giusto soprattutto per la gente che poi dopo noi siamo chiamati ad assistere, perché, ripeto, i medici ci sono, ma poi preferiscono andare a lavorare al di fuori dell'ospedale. Ecco, di questo bisogna tener conto. Ecco, il messaggio è chiaro, è stato indirizzato anche ai vertici della sanità regionale veneta. Sì. Io ringrazio il dottor Avruscio e se posso aggiungere che una cosa che io ho chiesto in questa lettera è quello che si istituisca una commissione che vada finalmente con l'assoluta trasparenza però a vedere perché questi medici di Padova debbano guadagnare meno degli altri, perché c'è stata questa distribuzione dei fondi che penalizzi Padova. Bene. Grazie al dottor Avruscio che è stato con noi, io restituisco la linea allo studio. Grazie al dottor Avruscio, grazie a Francesco Rattai. Le immagini che vi mostro sono in tempo reale, arrivano dal Piave, o meglio dal torrente Vittoria. Ieri vi abbiamo raccontato come sia stato abbassato il livello dell'acqua, oggi sommozzatori al lavoro insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri, per cercare gli effetti personali, in particolare il cellulare e la borsa di Anica Panfile, la mamma 31enne trovata senza vita 2 settimane fa proprio nelle acque del Piave a Spresiano. Si indaga, lo ricordiamo, per omicidio. Vi ricordo che tra pochissimo andremo a Casugana per la presentazione della giunta del sindaco Mario Conte, ma da oggi inizia la tredicina antoniana. Media Nord-Est con Rete Veneta vi accompagnerà con gli appuntamenti quotidiani di preghiera. La festa di Antonio è già cominciata e come sempre Rete Veneta porta nelle vostre case la fede della devozione per il santo più amato al mondo. La tredicina antoniana, i 13 giorni che precedono il 13 giugno, sono un momento molto atteso dai fedeli. Rete Veneta, la nostra emittente del network Media Nord-Est, vi accompagnerà nella preghiera e nella riflessione direttamente dalla Basilica di Padova. Tutti i pomeriggi dal 31 maggio al 12 giugno, molteplici gli appuntamenti. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di Padre Mario Conte. A seguire alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa. Il momento clou della tredicina sarà alle ore 18 con una Santa Messa alla quale sono invitate varie diocesi, per esempio Venezia, Chioggia, oppure Rovigo, Adria, dopo ci sono, ricordo Treviso, insomma tantissimi, Vittorio Veneto, cioè tantissimi posti, Verona, ecco, che vengono qui con tutti i devoti di Sant'Antonio e costituiscono il gruppo maggioritario, il gruppo che anche in un certo senso animerà la messa. Però ci sono anche durante la tredicina gruppi particolari, come può essere quello dei seminaristi e degli ordini religiosi, come ci può essere naturalmente anche il gruppo dei filippini. I temi che verranno affrontati accompagneranno i fedeli verso la festa del Santo in 13 giorni che, come spiega Padre Mario, hanno un significato importante nella storia di Antonio. Sappiamo tutti che Sant'Antonio è morto il 13 giugno del 1231, però forse molti non sanno che è stato canonizzato l'anno successivo, esattamente il 30 maggio del 1232. Quindi da quell'epoca lì, cioè dalla sua canonizzazione, dal giorno dopo, cioè dal 31 maggio fino al 12 di giugno, cioè quei 13 giorni che portavano dal ricordo della canonizzazione alla festa naturalmente di Sant'Antonio, si faceva tutto un periodo di preparazione che si continua a fare anche oggi. E dunque questo è quello che Media Nord-Est con Rete Veneta seguirà per in avvicinamento naturalmente del 13 giugno. Una storia a lieto fine
protagonista un 76enne di Borso del Grappa. Mentre stava lavorando dietro la propria abitazione è stato colto da malore e è caduto a terra privo di sensi. Dopo è stato salvato, letteralmente salvato dai suoi cani da caccia che quando si sono accorti della situazione hanno iniziato ad abbaiare attirando l'attenzione della moglie, che ha immediatamente chiamato il SUEM, giunto con automedica e ambulanza, e dopo aver stabilizzato l'anziano lo hanno portato in pronto soccorso a Castelfranco. Le condizioni dell'uomo sono in via di miglioramento e insomma provvidenziale è stato proprio l'intervento dei cani da caccia. Dovremmo tra pochissimo essere in grado di collegarci con la sala giunta di Cassugana, dove a minuti, ed eccole qui che vedo, è arrivato il sindaco Conte. Vediamo già comparire quelli che saranno gli assessori della futura giunta, e allora andiamo subito a Cassugana. Già scorgiamo alcuni volti, vediamo l'assessore Gloria Tessarolo, vediamo Manera, vediamo Barbisan, vediamo De Checchi, vediamo Zampese, e poi ci sono due volti nuovi per proprio le quote rosa, 2 donne e quindi 4 uomini e 3 donne che comporranno la nuova giunta di Mario Conte. Vediamo se siamo in grado di collegarci con la nostra Nicoletta Rizzetto insieme a Christian Arboit. Parlerà prima il sindaco, poi ci sarà la volta degli assessori e poi lo spazio alle domande dei giornalisti. No, stai calmi, ragazzi. Sembra che sia la prima giunta che presentate. È la mia seconda invece. Si stanno naturalmente radunando i giornalisti, i fotografi. Ecco la foto ufficiale dei componenti della nuova squadra. Dunque alla fine ci sono 3 volti nuovi. Barbisan. Grazie per essere qui oggi. Io parto innanzitutto con una piccola analisi di quello che è successo 15 giorni fa, nel senso che i cittadini ci hanno promosso con il 64,75%, abbiamo preso circa 2.000 voti in più rispetto al 2018, con un 6% in meno di cittadini che sono andati a votare, quindi un risultato che ritengo straordinario nei numeri, un risultato che di fatto promuove a pieni voti la figura del sindaco, quindi la mia figura, ma ci tengo a estendere la soddisfazione con i componenti della giunta del mio primo mandato, che voglio anche citare e ringraziare. Sono la Silvia Nizzetto, la Lavinia Colonna Preti, la Linda Tassinari, la Gloria Tessarolo, Cristian Schiavon, Sandro Zampese, Andrea De Checchi e Alessandro Manera. Il lavoro di squadra ha portato a quel risultato, ovviamente supportati da un consiglio comunale che in alcuni frangenti ha superato anche da un punto di vista numerico i numeri della maggioranza. In alcune votazioni eravamo arrivati addirittura a 24, e quindi voglio esprimere innanzitutto un grande ringraziamento ai protagonisti del mio primo mandato. Siamo oggi qui a presentare la squadra del secondo mandato, che è frutto di un mix tra continuità, premialità, meritocrazia e condivisione di obiettivi con le liste e i partiti che mi hanno sostenuto. Quindi ci siamo presi questi 15 giorni non tanto perché non avevamo le idee chiare, ma soprattutto per lasciare andare il periodo dei ballottaggi, che è un periodo impegnativo, delicato, che ci ha visti tutti impegnati,
per poi poter presentare e cominciare attivamente a lavorare dal 6 di giugno per il bene della nostra città e per il bene dei nostri cittadini. Abbiamo da poco fatto una riunione con la nuova squadra alla quale ho chiesto impegno, dedizione, predisposizione all'ascolto, servizio totale alla comunità e che la politica rimane fuori dal palazzo. Noi siamo qui a rispondere alle esigenze della comunità trevigiana, che è l'unico partito di riferimento all'interno di questo palazzo. Il nostro partito di riferimento sono i cittadini trevigiani, tutti, quelli che ci hanno votato, ma soprattutto quelli che non ci hanno votato, che devono essere maggiormente attenzionati perché vogliamo conquistare anche la loro di fiducia. Come potete vedere ci sono stati dei cambiamenti. Manca un elemento femminile che entrerà a partire dal 1° gennaio 2024. Questa è una scelta esclusivamente mia, nel senso che con queste 7 figure che voi vedete dietro di me io ho dato totale risposta alle linee che mi hanno sostenuto, riconoscendo in modo indiscutibile anche i pesi elettorali, e quindi abbiamo trovato piena convergenza e condivisione anche da parte delle segreterie e dai rappresentanti delle varie liste civiche. La figura che manca è un po' una novità da un punto di vista istituzionale, nel senso che è una figura certamente femminile, ma che oggi non è identificata in una persona, ma ho un ventaglio di almeno 5 persone divise per competenza, perché sarà un assessorato specifico su dei temi che io andrò a valutare da qui a dicembre, che necessitano di un maggiore supporto da parte dell'amministrazione. Quindi potrebbe essere un super tecnico della mobilità, come un super tecnico della cultura, come un super tecnico di energie rinnovabili, come un super tecnico dello sport. Vi sto facendo degli esempi. Ma sarà una figura slegata dalle dinamiche politiche, slegata dalle dinamiche di lista, slegata dai risultati elettorali, quindi una persona che arriva dal mondo civico puro, che porterà un contributo di grande professionalità in uno di quei temi che io sto mettendo a fuoco e che da qui a dicembre poi deciderò sul quale investire. L'obiettivo di questa squadra è quella di innanzitutto mantenere quanto abbiamo promesso in campagna elettorale, ma soprattutto di far voltare pagina su certi temi in modo importante alla città di Treviso. Voltare pagina non in senso di cambiare direzione a quanto abbiamo fatto fino adesso, ma di stare al passo con quelle che sono le esigenze, le tendenze, le sensibilità della nostra comunità. Dico che sulla sostenibilità ambientale, sulla mobilità, sul sociale, sullo sport e sulla cultura, questa sarà una giunta molto coraggiosa, determinata e operativa. Vogliamo a tutti i costi, al di là dei riconoscimenti della Commissione europea, spingere verso una città meno inquinata, con meno macchine, più pedonale, più verde. Noi, la nostra linea guida ci viene dettata dai bambini, perché ho detto a tutti che la nostra prima fonte di ispirazione, i nostri spin doctor da un punto di vista politico sono i bambini. Noi vogliamo con grande determinazione costruire una città a misura di bambino, che corrisponde agli impegni che ci siamo presi in campagna elettorale, ma soprattutto corrisponde a quelle che sono le sensibilità della nostra comunità. Fermo restando che l'attenzione nei confronti degli anziani sarà massima, gli investimenti anche, il tema della disabilità sarà centrale, il tema della casa, così come dicevo prima, cultura, con un proseguio importante del grande lavoro svolto, turismo e poi i vari temi come lavori pubblici, tutti i vari settori e varie sfaccettature dell'ambiente, delle attività produttive, aspetti urbanistici, edilizia privata, insomma una giunta che avrà coraggio e soprattutto delle scelte anche importanti in previsione del nostro sviluppo futuro. Francesco, mi sono dimenticato il foglio con le idee. Quindi adesso, no, ce le so a memoria, ma non voglio far gaffe.
Quindi adesso ve li presenterò ad uno, spiegandovi anche il perché di ogni singola scelta. Partiamo dalla figura del vice sindaco, che è la prima grande novità, che è una figura che è stata tra l'altro condivisa sia a livello politico sia a livello di nuova giunta, sia da un punto di vista della comunità, perché stiamo parlando del candidato più votato della lista più votata. Quindi Alessandro Manera assume il ruolo di vice sindaco e porta con sé le seguenti deleghe: assessore alla qualità della vita, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, che comprende quindi ambiente e verde pubblico, tutela degli animali, digitalizzazione, sistemi informatici e telecomunicazione, Next Generation EU, meglio conosciuto come PNRR, sport e politiche per la salute della persona. In continuità con quanto fatto nel primo mandato, sono a confermare anche l'assessore Gloria Tessarolo, che assume le deleghe di assessore alla città solidale e inclusiva, famiglia e disabilità, con i seguenti servizi alla persona: pari opportunità, politiche per la casa, sostenibilità e inclusione sociale, contrasto alla povertà e integrazione. Entra in giunta Riccardo Barbisan, consigliere più votato della lista Lega Nord. Lega? Sempre un po' di nostalgia. Sempre un po' di nostalgia. Va bene. E assume le seguenti deleghe: assessore alle risorse finanziarie, tributi, bilancio e patrimonio, che comprende quindi politiche economiche, tributarie e patrimoniali comunali, valorizzazione degli immobili comunali, società partecipate. Continua l'esperienza in giunta Sandro Zampese, assessore alle opere pubbliche, che comprende lavori pubblici, infrastrutture, manutenzione degli immobili comunali, rigenerazione urbana, servizi cimiteriali e rapporti con i quartieri. Entra in giunta, su indicazione del partito Fratelli d'Italia, Rosanna Vettoretti, che si occuperà della delega alla città produttiva con sviluppo economico, commercio e artigianato, valorizzazione dei mercati cittadini. Su indicazioni di Forza Italia si conferma la figura di Andrea De Checchi, quale assessore all'urbanistica e alla città dei servizi, che comprende politiche per l'urbanistica e la coesione territoriale, edilizia privata, personale, avvocatura, appalti e contratti, affari generali e istituzionali, mobilità e viabilità. Entra in giunta, su indicazione di Fratelli d'Italia, Gloria Sernagiotto, che assume l'assessorato alle politiche educative, giovanili e pubblica istruzione, che comprende scuola, progetto giovani, sviluppo e gestione dei centri civici, servizi demografici, elettorali e statistici e riorganizzazione dei plessi scolastici. Il sindaco porta con sé le seguenti deleghe: polizia locale e sicurezza, protezione civile, Treviso città universitaria, comunicazione istituzionale, grandi eventi, beni culturali, marketing territoriale e turismo. Queste sono le deleghe che ho voluto assegnare al sottoscritto e ai componenti della Giunta, ai quali auguro ovviamente buon lavoro. Sottolineo che il sindaco si è tenuto la delega alla comunicazione istituzionale e approfitto per informare gli organi di stampa che tutta la comunicazione della Giunta deve passare esclusivamente attraverso la figura
del portavoce Francesco Vigato. Gli assessori non saranno singolarmente disponibili per comunicazioni mordi e fuggi, messaggini, whatsappini, telegrammini e quant'altro. Quindi tutte le informazioni istituzionali o escono da me o escono dagli assessori previo accordo col dottor Francesco Vigato, che vi prego di prendere tutti esclusivamente come riferimento per la comunicazione di questa Giunta. Io vi ringrazio e sono ovviamente a disposizione per le vostre domande. Non ci sono domande, quindi possiamo procedere con la foto. Perché c'è il... Una donna. Sì, perché vediamo un po' tutti più di qua. Scusami. Vi chiedo ancora di rimanere che c'è il tavolo. E allora quindi più in qua? Più la vostra destra. No, adesso non c'è tutta bella, così. Bravo. Guardate anche me, grazie. Nuove foto istituzionali e dunque vice sindaco Alessandro Manera che mantiene indicativamente le deleghe che aveva avuto in questi ultimi 5 anni, stessa cosa per l'assessore Gloria Tessarolo e per Sandro Zampese. Sentiamo ancora le parole del sindaco Conte. In occasione del Consiglio Comunale ci saranno anche una serie di deleghe specifiche a dei consiglieri comunali che verranno comunicate in sede di Consiglio Comunale, sicuramente un paio, forse qualcuno in più, però sono deleghe specifiche su delle tematiche specifiche. Per la Presidenza invece avete preso, ne state ancora parlando, c'è un nome che verrà indicato alla maggioranza? Adesso incontrerò la maggioranza nei prossimi giorni e dopo da lì faremo sintesi per un nome condiviso. Presidente del Consiglio? Appena detto. Ero distratto. Cosa ha detto? Che decideranno sul nome Possiamo fare anche domande cattive? Possiamo fare? A me è tutto Francesca, mi senti? Sì, ti sento, Cristian. Stiamo vedendo adesso una carrellata dei voti dei nuovi assessori da parte di Nicoletta Rizzetto. Vai pure, Cristian. Assolutamente. Allora, Mario Conte, com'è stata questo parto? È stato un parto difficile? Che parto è stato? No, in realtà no, cioè nel senso che noi eravamo pronti già da circa una settimana, ovviamente abbiamo voluto dare massima priorità e rispetto ai ballottaggi degli altri comuni per non condizionare e soprattutto per non mancare di rispetto nei confronti degli altri candidati. Oggi ci presentiamo operativi, pronti, con deleghe ben chiare, con una visione di città, con una giunta mista tra riconfermati e new entry, una giunta equilibrata che dà risposta a quelle che sono le sensibilità e le esigenze di tutte le liste che mi hanno sostenuto e quindi ci sono tutti i presupposti per andare avanti. Parto con un'assessora donna in meno perché è una figura tecnica che mi riservo di inserire nei prossimi mesi sulla base di quelli che sono degli obiettivi che come amministrazione ci porremo dando una priorità. Quindi ho un ventaglio di 5 super tecniche che potranno dare un contributo importante a partire dai prossimi mesi, ma sarà una valutazione tematica e all'insegna degli obiettivi che scioglierò nei prossimi mesi. Quindi oggi si parte con un assessore in meno che verrà però integrata nel giro di qualche mese. Lei prima ha lanciato un messaggio molto diretto ai partiti: la politica resti fuori da palazzo, la politica partitica, forse questo intendeva il sindaco? No, noi siamo chiamati a dare risposta al partito dei trevigiani, che è quel partito che ci ha promosso a pieni voti all'ultima tornata elettorale. Noi dobbiamo
vogliamo dare risposte a chi ci ha votato ma anche a chi non ci ha votato. Io sono il sindaco di tutti i trevigiani, di tutti i cittadini, e quindi il partito di riferimento è la nostra comunità, i trevigiani. Quindi dentro il palazzo l'unico partito di riferimento sono i trevigiani, poi chi vuol far politica la deve far fuori dal palazzo, perché qui gli obiettivi da raggiungere sono esclusivamente per il bene della nostra città e dei nostri cittadini. Ecco, questi obiettivi ce li ridica, i principali perlomeno? Ma ci sono dei temi importantissimi come la sostenibilità ambientale, le politiche ambientali, la mobilità, tanti nodi da sciogliere legati alla rete viaria, alla rivoluzione del trasporto pubblico, lo sviluppo della rete ciclabile piuttosto che lo sviluppo della rete fognaria, così come la città universitaria che sta crescendo, gli aspetti culturali e sportivi. Però davvero non c'è un tema più importante degli altri, ma ci sono degli obiettivi che ci siamo posti fin da subito. Sarà una giunta coraggiosa che non avrà timore di assumere anche delle scelte impopolari per arrivare a degli obiettivi di qualità della vita, qualità dell'ambiente e qualità dell'aria che ci chiedono soprattutto i bambini e i nostri anziani, che saranno al centro del nostro programma. Quindi bambini, anziani e disabili per noi sono dei punti cardine indiscutibili che necessitano di avere la massima attenzione e il massimo impegno da parte della squadra. Fa 3 cose nei primi 100 giorni? Ma solo 3. No, in realtà partiremo subito con dei centri d'ascolto per i nostri anziani, perché in una fase caratterizzata dalla transizione digitale immaginare che i nostri anziani rimangano indietro esclusivamente perché non sono tecnologici o non sanno usare le tecnologie mi sembra incostituzionale, e quindi noi vogliamo dare risposta proprio ai nostri anziani, vogliamo andare incontro subito a quelle che sono le esigenze delle università e dei giovani, e soprattutto vogliamo prendere per mano il tema dei parcheggi e della viabilità. Quindi ovviamente nel dar continuità a quella montagna di cantieri che abbiamo in essere e soprattutto a quel importante tesoro chiamato PNRR, che già in questa fase sta cominciando a vedere i primi cantieri come all'ex macello, piuttosto che a settembre che comincerà la prima grande rigenerazione urbana della caserma Salsa. Senta Sindaco, degli assessori uscenti che sono entrati in Consiglio Comunale li ha riconfermati tutti tranne uno, l'assessore Schiavon. Sì, c'è stata ovviamente nei confronti di Cristian Schiavon c'è la massima riconoscenza per il grande lavoro svolto. Nel suo caso è subentrata anche una dinamica meritocratica da un punto di vista elettorale, nel senso che io ho dato priorità alle competenze, alla continuità, ma tenendo conto anche del risultato elettorale ottenuto. Riccardo Barbisan, che prende il suo posto, è il candidato della Lega con il maggior numero di voti, ha le competenze, ha l'esperienza per poter portare avanti un assessorato come quello, i posti erano quelli e da questo punto di vista ho premiato l'impegno anche da un punto di vista elettorale, ma la stima nei confronti dell'assessore Schiavon rimane invariata, dell'ex assessore Schiavon rimane invariata, con il quale vogliamo continuare a costruire un percorso condiviso. Tra le nuove deleghe lei si tiene quella all'università, è un segnale anche questo che viene dato alla città. Treviso città universitaria è una di quelle deleghe che ho fortemente voluto, ma soprattutto uno di quegli obiettivi sui quali io credo molto come vero punto di svolta della città di Treviso. Potremo portare a Treviso una comunità nella comunità se riusciremo a mantenere gli impegni che al momento sono assolutamente in linea con le tempistiche che ci siamo dati con l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Padova. Potremo portare una comunità nella comunità, si parla di 6.000-6.500 studenti nel 2025, quindi capite l'importanza dei rapporti con gli atenei. E inoltre mi sono tenuto una delega che ritengo fondamentale e importantissima proprio per questo percorso di crescita della nostra città, che è quella alla cultura e al turismo. È un lavoro straordinario portato avanti dall'assessore Lavinia Colonna Preti, che ha saputo unire scientificità alla comunicazione, e quindi da questo punto di vista io voglio continuare a spingere molto in un settore che per noi è diventato strategico, importante, ammirato e valorizzato a livello nazionale, e quindi lo ritengo talmente importante da aver voluto tenerlo tra le mie
mie deleghe. E queste deleghe ai consiglieri comunali, in che settori pensa di darle? Ci sarà una delega legata ai rapporti con le istituzioni, quindi una delega molto vicina all'operato del sindaco, e questa la voglio riservare, tra l'altro lo posso anche dire in modo anticipato perché è una forma di ringraziamento, di stima e di affetto nei confronti del generale Iannicelli, che fin dal primo giorno mi ha sostenuto in questa avventura, è stato tra i primi a credere nella mia figura e voglio continuare ad averlo al mio fianco come uomo di fiducia, perché così è, e oltre all'affetto personale è anche un uomo delle istituzioni, e quindi chiedere a lui un supporto appunto da un punto di vista di gestione dei rapporti con le istituzioni. E poi ci sarà una delega legata al mondo giovanile e al mondo dell'università. Con l'assessore l'ex assessore anche dietro le quinte. Ci siamo sentiti 10 minuti prima della presentazione della Giunta, perché con la Lavinia, che ringrazio e che non ha potuto continuare la sua esperienza esclusivamente per problemi professionali e personali, l'obiettivo è quello di continuare a collaborare. Io sono estremamente soddisfatto dal lavoro svolto e dalla direzione che la città di Treviso ha preso da un punto di vista culturale e turistico, con dei numeri che ci danno ragione su tutta la linea, e quindi lo ritengo talmente strategico e importante che ho voluto tenerlo tra le mie deleghe. Grazie. Eccoci, grazie Sindaco Mario Conte. Come vedi Francesca, siamo partiti, poi si sono aggiunti anche altri colleghi. Farei una carrellata veloce degli altri assessori, se sei d'accordo, una carrellata velocissima. Andrea De Checchi, siamo in diretta su Antenna 3. Dimmi, scusa Francesca. Vai pure Cristian. Bene. Allora andiamo, Andrea De Checchi, ecco una prima battuta. Devo dire, sono davvero molto contento di proseguire con Mario questo percorso amministrativo. Sono anche molto colpito dalla qualità dei colleghi, dalle qualità di chi si aggiunge. Oggi però in modo particolare vorrei esprimere un grandissimo saluto e i miei complimenti, e esprimere la mia gratitudine per i colleghi della prima giunta, perché è grazie a loro se c'è stata una vittoria così netta della nostra coalizione, grazie anche a loro che c'è stata una vittoria così netta. Quindi il primo pensiero naturalmente ai colleghi che saluto, e anche un caro saluto ai colleghi che subentrano. Senta De Checchi, le chiedo telegraficamente, lei di Forza Italia esprime Forza Italia, c'era anche prima, c'è anche adesso, ma la variabile ora è Fratelli d'Italia. Come saranno i rapporti con i meloniani? Assolutamente buoni, come sono sempre stati. Non è preoccupato? No, per nulla, ci mancherebbe, assolutamente. Il centrodestra è un movimento assolutamente compatto in tutte le sue anime, e sono convinto che anche vedendo la caratura dei colleghi che sono entrati in giunta ci sarà assolutamente affinità, ma non c'era mai stato alcun dubbio in questo. Grazie De Checchi. A proposito di Fratelli d'Italia, Gloria Sernagiotto, new entry, espressione di Fratelli d'Italia, la più votata della lista. Ecco, una reazione a caso. Sono molto contenta e molto emozionata, e un pensiero oggi non può che andare a mio papà, che ricordo con affetto, e se sono qui oggi è anche merito suo, e ringrazio il mio partito che mi ha dato la possibilità di candidarmi, ringrazio tutte le persone che mi hanno votato, e ringrazio il sindaco Mario Conte per avermi dato questo grande ruolo di responsabilità. Ho delle deleghe importanti e sono a servizio della comunità trevigiana. Ecco, ricordiamo il papà Remo Sernagiotto, più volte assessore in Regione del Veneto, insomma, quindi questa dedica da figlia. Certo, è un pensiero che mi accompagna ogni giorno in questa campagna elettorale in maniera importante, e oggi è qui con me. Grazie Sernagiotto. Sandro Zampese, riconfermato Sandro Zampese. Sì, ringrazio il sindaco per la riconferma, un in
bocca al lupo a questa nuova giunta, al sindaco innanzitutto, a questa nuova giunta e a tutto il consiglio comunale, soprattutto i consiglieri di maggioranza. Ringrazio anche i miei colleghi della giunta precedente perché abbiamo fatto 5 anni di grandissimo lavoro. Dal mio punto personale mi adopererò sempre con più impegno proprio per cercare di portare avanti le opere pubbliche, quelle che abbiamo iniziato e quelle che abbiamo in programma di fare. Grazie Zampese, e andiamo verso la Gloria Tessarollo, assessore riconfermato. Assessore, siamo in diretta rigorosamente su Antenna 3, ecco, una riconferma insomma. Sì, quindi continua la pedalata, vuol dire che abbiamo fatto bene, il sindaco ha fiducia, il programma elettorale era molto chiaro e quindi sul sociale continueremo a investire con coraggio, come ha detto il sindaco, ma anche con la capacità di adattarci al momento, perché i 5 anni che abbiamo passato con una crisi economica prima, la pandemia e poi la crisi energetica e la guerra ci hanno insegnato che nulla è stabile, quindi programmazione e al tempo stesso anche la flessibilità per arrivare prima e meglio ai cittadini. Grazie davvero a Gloria Tessarollo. Vedo che c'è anche Riccardo Barbisan, che rubo solo per un attimo al collega, siamo in diretta su Antenna 3. Barbisan, mi scuso con il collega, te lo ridò subito. Barbisan appunto che entra in giunta dopo essere stato capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Sì, è una grande emozione, stavo dicendo, la possibilità di entrare in questa squadra che vede tanti degli elementi che già ne fecero parte nel primo mandato del sindaco, quindi rispetto alla quale avrò molto da imparare, ma credo anche qualcosa da dare, un assessorato importante, strategico, di grande responsabilità, magari non di enorme visibilità, ma che è trasversale a tutte quelle che sono le scelte fondamentali, prima di tutto il sociale. Il nostro sindaco ormai 5 anni fa fece una promessa che nessun cittadino trevigiano sarebbe stato lasciato indietro. Questa promessa ce la prendiamo e con l'assessorato al bilancio, al patrimonio, cercheremo di dare ancora a questa promessa realizzazione nei fatti e poi insomma nelle prossime ore, nei prossimi giorni potremmo essere anche più chiari su quelli che sono le necessità che mano a mano arrivano, però diciamo che quella del sociale è quella che io sento particolarmente. Grazie mille Barbisan. Stiamo cercando l'assessore Vettoretti, non so se non c'è, ecco non c'è, allora andiamo dal vice sindaco Alessandro Manera. Vice sindaco Alessandro Manera, siamo in diretta su Antenna 3, insomma per lei c'è questo riconoscimento, perché di un riconoscimento si tratta sostanzialmente, che arriva ovviamente anche da un consenso molto, molto ampio. Sì, un onore e anche un onere sicuramente molto importante. Ringrazio il sindaco di aver scelto me. È chiaro che dovrò lavorare ancora di più per mantenere questo ruolo e cercare di soddisfare le sue richieste dal punto di vista delle nuove deleghe, peraltro anche lo sport, che sicuramente è una delega molto importante su cui noi crediamo molto, perché è il frutto di rilancio di molti giovani che devono trovare nello sport una via anche di uscita da tante situazioni difficili. Lei poi tra l'altro ha la delega pesante, pesantissima del PNRR e qua ci si giocano quasi 100 milioni di euro, non è per metterle ansia, ma insomma sono tanti. Sì, 132, ma li abbiamo già presi, quelli sono già stati banditi, adesso starà all'assessore Zampese soprattutto costruire le opere, però ieri è stato un convegno sulla rigenerazione urbana dell'ANCE e ci ha dato dimostrazione che abbiamo fatto tutto a tempo di record, perché altri presentavano progetti a 7 anni, a 8 anni, noi avevamo progetti a 1 anno e mezzo già cantierati, già progettati, già finanziati, quindi diciamo che la squadra ha lavorato molto bene. Io saluto anche gli assessori che hanno deciso altre strade, che non faranno più gli assessori, perché sono stati sicuramente un valido aiuto di tutti noi per ottenere questi risultati. Grazie vice sindaco, e chiudiamo, insomma non so se siamo riusciti a riprendere questo 5
lingue tra il sindaco e Gloria Sernagiotto. Sindaco, chiudiamo con lei questa diretta, l'abbiamo aperta con lei, la chiudiamo con lei. La variabile politica anche perché sono stati fatti i ballottaggi, è uscito un quadro molto chiaro a livello anche nazionale, centrodestra vincente, e questo la renderà più forte o resta tutto invariato? Ma più che il quadro politico, un amministratore viene reso forte dai propri cittadini, nel senso che essere stati confermati a pienissimi voti, addirittura con 2000 voti in più rispetto al 2018, credo che sia il sigillo, il marchio di qualità di un sindaco e di un'amministrazione che ha lavorato bene per il bene dei cittadini, e quindi certamente Treviso si vuole rappresentare una piazza dalla politica fatta per i cittadini, politica di qualità, che vuole diventare certamente un punto di riferimento a livello regionale e nazionale. Ecco, dal punto di vista invece, guardando al Veneto, guardando anche a Vicenza, lei insomma sa ben distinguere il livello istituzionale da quello politico. Un suo commento su Vicenza? Vicenza è stata una partita combattutissima che si è chiusa poi con una differenza, uno scarto di qualche centinaia di voti. Faccio i complimenti ad entrambi sinceramente, perché Giacomo Possamai ha vinto e quindi vanno i miei complimenti, e soprattutto un grande in bocca al lupo. Tra l'altro ci siamo sentiti proprio questa notte via WhatsApp con Giacomo, ma faccio i complimenti anche a Francesco Lucco, perché comunque la piazza vicentina è una piazza difficile, una piazza sensibile, attenta, e credo che comunque arrivare al ballottaggio con uno scarto di 500 voti da un punto di vista elettorale lascia un po' di amaro in bocca per il centrodestra, però carica di grandi responsabilità anche Possamai, perché eredita una città oggi spaccata da un punto di vista politico, e quindi sarà sua responsabilità quella di riuscire a ricucire questo strappo che oggi è politico e non deve diventare sociale. Però insomma stiamo parlando di due persone per bene, sia Giacomo Possamai che Francesco Lucco, e sono convinto che sapranno anche collaborare per il bene della città e dei vicentini. A Treviso non si rischiano strappi? Insomma, a Treviso la maggioranza schiacciante si è espressa, però lo dicevo prima in occasione della presentazione, io voglio essere e sono il sindaco di tutti i cittadini, di coloro che mi hanno votato ma anche di coloro che non mi hanno votato, e l'ho detto anche alla Giunta, voglio una Giunta a servizio della comunità, predisposta all'ascolto, al lavoro, operativa 7/7 H24, siamo chiamati a servire la comunità, che è l'unico nostro partito di riferimento. E lei dovrà servire anche i sindaci, perché resta presidente dell'ANCI, in un ANCI dove adesso comunque ci sono capoluoghi importanti, Vicenza per l'appunto, il centro-sinistra, accanto a Padova e Verona. Cambierà qualcosa? Ma non credo, una delle caratteristiche di ANCI è quella che ha sempre saputo volare alto da un punto di vista delle divisioni politiche. Ricordo che nel mio ufficio di presidenza c'è un esponente del Partito Democratico e uno di Forza Italia, e si lavora bene in modo assolutamente trasversale. Noi rappresentiamo le esigenze e le istanze degli amministratori locali, indipendentemente dalla politica o dai pesi all'interno dell'associazione. Il mio impegno in questa direzione è sempre totale, e quindi presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso sono i miei due ruoli che da oggi mi vedranno impegnato al 100%. Grazie Mario Conte e davvero buon lavoro. È arrivata anche, non so Francesca, se abbiamo tempo, dimmi tu, assolutamente, è arrivata anche l'assessore Vettoretti. Manca l'appello e quindi giustamente raggiungiamola. Allora, la raggiungiamo, assessore Vettoretti, siamo in diretta su Antenna 3, ecco, chiudiamo con la new entry, sì. Rossana Vettoretti, collega, insomma, sì. La conoscono già tutti. Sì, allora io con grande sorpresa ho avuto da Mario Conte, il sindaco di Treviso, questo incarico che mi ha veramente onorata, e voglio ringraziare quindi tanto Mario Conte, il mio partito Fratelli d'Italia che ha creduto in me, i trevigiani che mi hanno votata. Il mio impegno sarà questo: ascolto e lavoro, lavorerò per voi, lavorerò per l'amministrazione
comunale per soddisfare tutte quelle che sono le problematiche di voi cittadini che siete al centro di quello che sarà il mio impegno. Grazie. Grazie davvero all'assessore Vettoretti. Francesca, mi pare di non aver, io e Nicoletta Rizzetto siamo stati bravi, no? Li abbiamo sentiti tutti, mi pare. Sì, confermo, li ho segnati uno per uno, sono andati tutti quanti, hanno raccontato quello che sarà il loro impegno per i prossimi 5 anni tra riconferme e volti nuovi. Ora si inizia a pedalare, come ha detto, si continua a pedalare, ha detto l'assessore Tessarolo, e dunque si inizia il lavoro della nuova giunta di Mario Conte. Esattamente così, Francesca, queste sono le nomine, quindi un mix tra vecchi volti e invece new entry, perché chiaramente c'è un fattore che prima non c'era nella precedente tornata, ovvero Fratelli d'Italia che ha espresso i due nomi, Rosanna Vettoretti da un lato, Gloria Sernagiotto dall'altra. Forza Italia ha puntato tutto ancora una volta su Andrea De Checchi, anche se ricordiamo che a livello di preferenze era Davide Acampora, è stato Davide Acampora il più votato, ma adesso si apre tutta la partita del Consiglio Comunale, la presidenza da assegnare, poi avete sentito più volte anche il sindaco che ha detto sostanzialmente affiderò delle deleghe specifiche anche ai consiglieri, e poi c'è questo esperimento, chiamiamolo così, questo assessorato che nascerà il prossimo anno a partire dal 1° gennaio del 2024, che di volta in volta assumerà diverse deleghe a seconda del momento, a seconda delle necessità indicate per l'appunto dal sindaco, una sorta di navicella leggera all'interno di Casugana per portare avanti ovviamente le progettualità che sono tante. Quelle del PNRR sono in capo soprattutto a Alessandro Manera e in parte anche a Sandro Zampese per la loro realizzazione pratica, ma come sapete poi il PNRR si articola in tante materie, in tanti cantieri, in tanti settori, dalla salute alla viabilità, quindi insomma gli argomenti non mancano sul tavolo della Giunta. Cristian, poi è indicativo che il sindaco tra le varie deleghe che ha tenuto per sé ci sia quella di Treviso città universitaria, e abbia poi già annunciato che tra le deleghe speciali date a dei consiglieri ci sarà anche quella dei rapporti con i giovani e con il mondo universitario, proprio perché la strada che Treviso vuole intraprendere è proprio quella di città sempre più a vocazione universitaria. Questo è il tema, e a questo si collega poi l'altra macro tematica, quella della residenzialità, degli affitti, dell'edilizia, perché poi una città universitaria è una città che deve vivere, che deve permettere a tutti di godere delle proprie bellezze e dei propri servizi, e sappiamo tutti che in questo momento il tema del caro affitti, il tema dell'edilizia è centrale non solo a Treviso ma in tutta Italia. Le proteste che stanno infiammando diversi atenei insomma ce lo dimostrano quotidianamente, quindi anche il tema dell'università è un tema assolutamente prioritario. Poi hai sentito anche l'assessore Tessarolo, tutto il fronte, tutta l'emergenza sociale. Comunque usciamo da 2 anni e passa di Covid, da un inverno caratterizzato dal caro bollette, tante famiglie in difficoltà che hanno bussato alle porte del comune. Quante volte lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali da tutte le angolature, sentendo storie dei cittadini, sentendo appunto poi i tecnici, i sindacati, sappiamo quanta difficoltà ci sia ancora nonostante tutto, quindi dal punto di vista sociale c'è molto da fare. E poi i giovani, sì l'università, ma poi c'è anche il disagio giovanile che a Treviso lo vediamo, si vede magari in alcuni episodi di cronaca, non solo a Treviso città, ma nell'ultimo periodo ve ne abbiamo raccontate un po' di tutti i colori, e quindi diciamo che come dicevamo prima non mancheranno gli argomenti sul tavolo di questa giunta. Siamo tra l'altro in sala giunta e quindi grazie Nicoletta per questa panoramica.
e quindi qui si terranno tutte le riunioni, solitamente sono il martedì, ma poi appunto non necessariamente, e quindi resta da vedere, tutto da raccontare, una legislatura, un mandato tutto da raccontare, quello del Mario Conte bis. E allora adesso il prossimo step sarà il Consiglio Comunale per capire a chi andrà la presidenza e poi queste deleghe particolari. Grazie davvero a Cristian Alboit e Nicoletta Rizzetto per averci raccontato in tempo reale, facendo sentire le voci dei diretti interessati, dei protagonisti di questa nuova giunta del sindaco Mario Conte. Grazie a Cristian Alboit, grazie a Nicoletta Rizzetto. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, parliamo dell'alluvione in Emilia-Romagna. Ieri la visita, il tour tra i comuni maggiormente colpiti del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha detto non vi lasceremo soli. Sapete come dal Veneto all'indomani dell'alluvione la macchina della solidarietà si è messa in moto, volontari della protezione civile, vigili del fuoco e poi cittadini, chi ha preso stivali e pala e è andato con mezzi propri lì per ripulire. E poi c'è chi ha avviato delle raccolte di beni di prima necessità e li ha portati in prima persona per essere certo che andassero là dove davvero c'è bisogno, come è successo per l'Associazione Ristoratori Veneto con Alessia Brescia. Ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Allora, ci racconti dall'inizio che cosa, quando voi avete visto quelle immagini, che cosa è scattato dentro di voi, cosa avete deciso che andava fatto subito, in tempi veloci? Sì, allora, le prime notizie ovviamente le abbiamo avute dai giornali e noi subito ci siamo attivati perché come associazione volta al bene delle persone ci sembrava giusto intervenire e quindi abbiamo subito contattato i nostri associati sia tramite mail, sia tramite social, sia telefonicamente, insomma in tutti i modi possibili per appunto istituire una raccolta di beni essenziali da portare. Poi sinceramente la cosa è diventata molto grande, sempre più adesioni di solidarietà e questo ci ha fatto molto piacere ovviamente. Siamo sempre a contatto, ancora oggi lo saremo ancora per tutto il tempo necessario, con le persone che abbiamo aiutato, che hanno messo a disposizione le loro case non colpite o colpite meno da questa tragica alluvione, da questo evento. E dobbiamo ringraziare, un ringraziamento doveroso è a Luigi Toffoli di Full Car Service di Valeggio sul Mincio, perché vista la mole di prodotti che abbiamo raccolto, lui ci ha gentilmente dato in donazione, ci ha concesso questo grande furgone che vedete per poter riuscire a portare tutto, perché c'era veramente tantissima roba. Abbiamo fatto rete. Ecco, chi ha risposto al vostro appello, Alessia, e quanto materiale avete raccolto, se è possibile fare una stima, perché vediamo insomma questi furgoni pieni di scatoloni? Allora, chi ha risposto? Hanno risposto tutti. Poi abbiamo avuto anche tantissime chiamate solidarietà da Como, da Vittoria Rusconi, che è da diverso tempo che stava facendo una raccolta di beni essenziali, si è unita a noi, insomma hanno risposto tutti, anche da Belluno, Padova, da tutte le parti, anche in Piemonte. Noi abbiamo alcuni associati in Piemonte che ci hanno fatto la donazione all'associazione, noi con quei soldi ovviamente abbiamo fatto la spesa. Quantificare in termini di numeri difficile, ci saranno stati, non so, 5 o 6 mila euro di roba, ma forse anche di più, perché ci sono aziende come per esempio Polo di Sona che hanno donato dei bancali interi, anche la nostra associata di, adesso non mi ricordo, non vorrei sbagliare, comunque Osteria Bed and Breakfast Stella Alpina ha inviato direttamente i beni al nostro referente di Ferrara e insomma è stato un grandissimo lavoro anche per noi,
per noi del direttivo che abbiamo ricevuto le persone, anche semplici cittadini, non per forza del comparto Reca, nei nostri locali durante le ore di servizio, quindi è stato bello, è stato emozionante, è sempre bello, diciamo, aiutare gli altri e fare... La cosa bella è proprio fare rete. Alessia, è successo che qualche cliente sia arrivato nei vostri locali e poi abbia voluto aderire o si sia presentato magari con la borsa della spesa per donare? Sì, ce ne sono stati diversi. Soprattutto a Valeggio ce ne sono stati, ovviamente parlo di Valeggio perché avendo l'attività lì ci sono tutte le persone che mi conoscono, chi più chi meno, o il passaparola per esempio, che hanno aiutato diversi nostri referenti in questa raccolta, e quindi sì, anche gente che non conoscevo, i miei clienti hanno assolutamente aderito a questa iniziativa. Vi aspettavate una risposta così forte? Sappiamo come la solidarietà caratterizzi queste popolazioni, ma così tanto ve l'aspettavate? Sinceramente sì, perché parlo dell'associazione, noi siamo sempre stati un'associazione che si è mossa subito su qualsiasi fronte e quindi io sapevo di andare sul sicuro, cioè so che chi è vicino a me è come me e quindi sono stata soddisfatta. Il lavoro continuerà, non è che ci fermiamo qui, noi siamo a diretto contatto con le famiglie di Ravenna, con le famiglie di Ferrara, che si sono messe a disposizione. Il primo scalo, chiamiamolo così, è stato a Cento, all'Associazione Nazionale degli Alpini, Protezione Civile, dove lì appunto ci aspettava Angelo Pirani, che è questo signore che è un mio amico, devo essere sincera, che ha messo a disposizione addirittura casa sua, ha creato contatti. Un'altra persona di Bologna, Walter Rizzo, che è un nostro associato, subito si è mosso, è venuto anche ieri ad aiutarci a scaricare. E è stato bello, è stato soprattutto bello parlare con le persone che hanno purtroppo subito la perdita della casa, come anche chi ha perso il lavoro. Io ho parlato con delle persone, e una tra le quali è Lara Mingozzi, spero di non sbagliare il cognome, che ha avuto l'acqua fino praticamente qua e si è dovuta arrangiare per 3 o 4 giorni a dormire in soffitta, a salvare gli animali. Sono storie che sentite, sono dure da sentire, sono ovviamente tristi, però noi abbiamo dato tutto l'appoggio possibile e immaginabile, e oltretutto lei, nonostante essendo stata alluvionata, si è messa a disposizione a consegnare il materiale che abbiamo scaricato ieri alle 10-12 famiglie che ci sono, diciamo, nella sua zona, che sono messe in condizioni peggiori di lei, quindi grande solidarietà. Alessia, adesso vedremo le immagini anche del viaggio, poi della consegna lì in quei comuni, e questo è il momento della partenza, e poi vedremo tra pochissimo anche le immagini, proprio questo camera car tra le abitazioni, dove fuori vengono accatastati ricordi, vengono accatastati pezzi di vita. Quando siete arrivati lì, perché un conto è vederle attraverso la televisione, un conto è vederle con i propri occhi, quali sono i primi sentimenti, eccole qua le immagini a cui facevo riferimento, che si prova quando si arriva là? Allora, intanto sono orgogliosa di aver visto nelle persone, ma il popolo italiano è così, una grandissima dignità nel prendere, ricevere dei regali, chiamiamoli così. Stentavano quasi a prenderli, no? Eravamo noi che insistevamo, questo può servire, questo di primo acchito una tristezza infinita, la desolazione veramente, non posso immedesimarmi totalmente, perché queste cose si possono, come posso dire, si possono provare solo se le tocchi con la tua pelle, se le vivi. Il sentimento è quello del pensiero al futuro, perché non è una cosa di oggi, non sarà una cosa solo di domani, sono danni che loro avranno per anni,
perché chi ha fatto il sacrificio di comprarsi una casa e la casa non ce l'ha più. Ieri questa signora Lara ha dovuto correre in banca per stoppare il mutuo, per esempio, perché come lo si fa a pagare un mutuo in determinate condizioni? C'erano anche le persone che erano arrabbiate perché avevano ricevuto le bollette della luce, quindi bisogna aiutarle anche in questo senso. I danni saranno purtroppo a lungo termine. A lungo termine. Ultimissima domanda invece, le storie, quindi lei ce ne ha raccontata una, ma immagino che saranno tante anche i pochi commenti, le poche testimonianze che avete raccolto in questo viaggio, qualcuna che le è rimasta particolarmente impressa? Ieri per esempio a Faenza, al centro di raccolta della protezione civile, ho incontrato una nostra carissima amica, Loretta Magnani, che è un'imprenditrice di Faenza, che ci ha chiamato proprio con un SOS, no? Lei è stata intaccata, non è stata intaccata dall'alluvione, mi raccontava ieri, per soli 20 metri. Ecco, però voleva portarci nel centro per vedere la devastazione, cioè nelle parti più devastate, per raccontarci determinate cose. Purtroppo noi non abbiamo avuto tempo perché avevamo altre tappe. Però sono silenziosi, cioè queste testimonianze sono talmente forti che per rispetto, passatemi il termine, si può solo tacere, perché noi non possiamo giudicare, possiamo soltanto aiutare. Questo è quello che io ho nel cuore, quindi è questo quello che dico. Grazie davvero Alessia Brescia, Associazione Ristoratori Veneto. Volevo solo chiudere con una cosa. Volevo chiudere solo con un ringraziamento, per favore. Volevo ringraziare tutto il direttivo di Ristoratori Veneto e Horeca per essersi messo a disposizione da subito, e tutte le persone che ci hanno aiutato, che sono stati veramente tanti. Grazie. Assolutamente un ringraziamento dovuto, grazie, complimenti per quello che avete fatto e grazie per quello che continuerete a fare. Grazie ad Alessia Brescia. Adesso io corro a Venezia, all'Arsenale, un nuovo collegamento con Ilaria Marchiori dal Salone Nautico. Buongiorno Ilaria, buongiorno di nuovo e buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno Francesca. Purtroppo eravamo qui col direttore del Salone Nautico, Fabrizio Doria, però è dovuto andare via perché, come vi fa vedere subito Simone Merlo con le immagini, stanno di nuovo terminando il tour con il ministro Salvini, che però non ha voluto parlare, quindi adesso deve scappare insieme alla presidente La Russa perché i tempi stringono e devono prendere il volo immediatamente. Il loro tour è finito, tanti selfie, quelli anche del ministro Salvini, sappiamo bene che non rinuncia mai, però anche tante strette di mano. Qui ci troviamo nella zona conclusiva del tour, dove ci sono anche gli stand delle forze dell'ordine, cui è stato dato il primo ringraziamento da parte di tutti. Insieme a me però c'è Alberto Bozzo, il direttore commerciale del Salone Nautico. Si è parlato molto anche dell'indotto del Salone, ma dell'importanza anche per Venezia, una vera e propria vetrina. Assolutamente, il Salone convoglia a Venezia tantissimi espositori e tantissimi clienti che cercano le proprie imbarcazioni. Ci troviamo proprio qui in un'area completamente ridisegnata, un'area che raccoglie sia le istituzioni ma anche gli sport acquatici, che è la grande novità del Salone di quest'anno. Un salone che si sta sviluppando e crescendo in tutti i segmenti, quindi dall'elettrico alla vela, che ha un 50% in più di presenze quest'anno, ma anche nei segmenti di yacht e super yacht, con delle grandi novità quali l'idrogeno e l'ecosostenibilità con pannelli solari. Ecco, infatti l'ecosostenibilità è un po' il fil rouge di questo Salone Nautico. Tra l'altro ricordiamo anche, così lo diciamo, che si celebrerà il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare proprio venerdì e sabato, e per la prima volta gareggeranno anche le donne, e appunto nell'ambito del Salone Nautico ci saranno delle iniziative, delle premiazioni proprio qui. Assolutamente, quindi tantissime manifestazioni sportive. Il Palio è ospitato a Venezia quest'anno, ma manifestazioni sportive sia di vela che delle imbarcazioni elettriche. Ci sarà una e-regatta, quindi una regata di imbarcazioni elettriche, che inizierà con un percorso lungo il Canal Grande, quindi una parata meravigliosa di queste imbarcazioni che non inquinano, sono silenziose e non fanno onde.
Ecco, questa è la cosa più importante per Venezia, soprattutto per cercare di contrastare, almeno partendo da qui, il fenomeno del moto ondoso. Io ringrazio Alberto Bozzo per questi aggiornamenti. Qui dall'Arsenale restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie a Simone Merlo e grazie al vostro ospite per questo nuovo aggiornamento dalla prima giornata del Salone Nautico di Venezia. Adesso noi torniamo alla cronaca, andiamo nel Vicentino perché c'è stata una nuova, ennesima predazione da parte dei lupi. Tornano in azione i lupi e stavolta a farne le spese è un allevamento di cavalli a Enego. La predazione è avvenuta l'altra notte nella zona di Malgalambara, alle pendici del Monte Lisser, dove vengono allevati in libertà cavalli di razza norica. I selvatici hanno preso di mira Maciste, un puledro di poco meno di 3 mesi, ma già dalla stazza importante. I cavalli di razza norica infatti raggiungono il peso di 1 tonnellata da adulti e Maciste era destinato a diventare un esemplare di grande bellezza. Il puledro è stato però separato dalla mamma e dagli altri cavalli dai lupi che secondo le prime informazioni avrebbero agito in branco allontanandolo dalla malga. Il custode usciva infatti ogni 2 ore per controllare la situazione, sapendo della presenza di predatori in zona. Purtroppo anche questi accorgimenti non sono serviti a salvare il piccolo, che è stato parzialmente divorato. I proprietari l'hanno trovato ancora vivo e in preda a terribili sofferenze, con il posteriore distrutto dai morsi. L'animale è stato soppresso per evitargli altro dolore. Non sarebbe stato possibile salvarlo in quelle condizioni. Una delle cavalle presenti in zona ha inoltre abortito per lo stress e la paura e ora gli allevatori, come tutti i rappresentanti della categoria in altopiano, temono che la stagione in arrivo porti un numero mai visto di predazioni verso equini, bovini e ovini presenti nelle malghe del comprensorio. E adesso andiamo a Macerata perché il nostro Cristian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto, che abbiamo visto una ventina di minuti fa a Cassugana per la presentazione della nuova giunta, si sono spostati per raccontarci quanto sta accadendo per l'incendio in un'azienda. Buongiorno nuovamente a Cristian e buongiorno al sindaco. Sì, buongiorno a studio, ci troviamo in via Dolomiti a Macerata sul Piave per raccontarvi di una mattinata di mobilitazione ancora in corso. Lo vedete, vigili del fuoco, forze dell'ordine al lavoro per l'incendio scoppiato in questa azienda, la Mion Ventoltermica, molto nota qui in zona. L'incendio si è divampato verso le 10:30, poi sentirete anche il titolare Paolo Mion. Tutto è partito da un errore umano, da una saldatura finita male. Di fatto, sindaco, anche lei sul posto, ha allertato l'ARPAV? Sì, abbiamo allertato l'ARPAV per essere sicuri che non ci fossero problemi di inquinamento appunto ambientale. La nuvola nera che inizialmente era salita frutto appunto di questo incendio poteva dare forse inizialmente qualche preoccupazione. Grazie a Dio oggi è una giornata ben ventilata e non ci sono state appunto situazioni particolari da questo punto di vista. L'incendio è stato anche domato in maniera molto veloce e molto pronta, per cui non posso dire naturalmente nulla di più, saranno i tecnici ARPAV a dirlo, però credo che non ci siano problemi da questo punto di vista. Quindi in 1 ora e mezza possiamo dire, sindaco, l'allarme è rientrato, però appunto le fiamme per un po' sono state visibili anche da distante, hanno suscitato un po' di legittima preoccupazione. Vi faccio sentire con Nicoletta Rizzetto e vi saluto le parole del titolare Paolo Mion, che ricostruisce per l'appunto questa mattinata, e a voi la linea. Niente, durante un'operazione di routine un operatore per errore umano facendo una saldatura ha preso fuoco un piccolo rivestimento in PVC e che è stato subito spento. Il problema è che le fiamme sono arrivate sulla guaina del capannone e ha preso fuoco la guaina del capannone sopra il tetto, basta. Questo verso che ora? Un'ora fa. Tempo 1 ora, i vigili sono arrivati e hanno già spento tutto. Quindi è stato evacuato, i dipendenti sono stati evacuati? Di sicurezza sono state attivate, è stata fatta la conta delle persone, non c'è stato nessun tipo di incidente di altro tipo. La zona è stata messa subito in sicurezza, il problema è stato che il rivestimento della copertura ha preso fuoco e questa poi si è propagata.
Grazie a Cristian Arboit, grazie a Nicoletta Rizzetto, che sono passati da una notizia all'altra. E allora un altro collegamento in diretta con Carlo Inghilleri, che ha seguito la prima uscita ufficiale del neosindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Buongiorno Carlo e buongiorno al sindaco. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno al nuovo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che oggi qui al Museo del Risorgimento di Vicenza, sull'altura di Monteberico, ha compiuto il suo primo passo da sindaco, e cioè è venuto a celebrare le vittime della Resistenza. Buongiorno a tutti, è la prosecuzione della cerimonia di ieri, nel senso che ieri con la proclamazione abbiamo reso omaggio alle vittime della guerra d'indipendenza, quindi del tempo del Risorgimento, che è una delle 2 medaglie d'oro della città. L'altra medaglia d'oro è appunto per le vittime della Resistenza, per chi ha combattuto la guerra di liberazione, e quindi oggi siamo qui a rendere loro omaggio. È per ricordare le radici della nostra storia, le 2 medaglie d'oro che la nostra città porta sulla sua bandiera e che è giusto onorare. Certo è anche che però è iniziato un percorso importante che la porterà innanzitutto a stabilire i nomi della giunta. Lei è stato molto chiaro, i criteri sono meritocrazia, quindi i candidati che hanno preso più voti, e poi anche le quote rosa, per cui una parità di genere. Da questo punto di vista possiamo dare per certa come assessore Isabella Sala, perché rientra in tutti e 2 i criteri. Per certo non possiamo dare nessuno, perché ne discuteremo nei prossimi giorni con loro, cioè con le persone che hanno preso i voti, che sono state scelte dai cittadini. Per noi questo sarà il faro, il voto delle persone. È vero che Isabella, come anche altri candidati e altre candidate, hanno ricevuto un consenso importante, e quindi nei prossimi giorni, nella costituzione della giunta, ne terremo conto. Ecco, Isabella Sala, lo dico ai nostri telespettatori, è stata la candidata che ha preso più voti in assoluto, sia tra le forze di centrosinistra che tra quelle di centrodestra, quindi da questo punto di vista mi sento di fare questa previsione. Sarà assessore, poi toccherà a lei invece sancirlo. È la giunta Inghilleri? No, questa è la giunta Possamai, che metterà invece, che sancirà definitivamente se è vero o no che questa previsione è esatta. Questo toccherà a lei confermare se è esatto o no. Qualche giorno lo scopriamo. Ecco, qui anche le api si sono risvegliate, è una primavera anche per la sua attività di sindaco. Domani sicuramente sarà sulla città, sui quartieri, a cominciare dal tema della TAV. Assolutamente sì, anzi abbiamo già iniziato a dire la verità stamattina con un primo incontro con tutti i dirigenti per fare punto sulle questioni più urgenti, più pressanti, a partire chiaramente dalla TAV dell'alta velocità, dell'alta capacità. Sapete, perché l'abbiamo detto per tutta la campagna elettorale, che vogliamo provare a chiedere ad RFI di RICAV delle modifiche sulla parte ovest, e quindi a essere subito in campo per chiederle, e per questo però è chiaro che bisogna capire a che punto era la discussione con la precedente amministrazione. Oggi hai incontrato anche i dirigenti, cosa gli ha detto? Gli ho detto che dobbiamo metterci subito in campo, subito a lavorare, che mi interessa molto capire a che punto eravamo con l'amministrazione precedente, e anche una cosa a cui io tengo molto, cioè che se ci sono cose buone ereditate dal passato si portano avanti. Non saremo l'amministrazione che cancella quello che era stato fatto prima. Le cose buone si portano avanti, le cose che vogliamo fare diversamente, chiaramente i cittadini ci hanno dato fiducia, le faremo in maniera diversa, ma sapendo che prima di tutto c'è il bene della città. Ecco, domani in arrivo a Vicenza anche l'assessore regionale Bottacin, ci sarà anche lei? Sì, lo accompagnerò nella visita al cantiere del bacino di Viale Diaz, un'opera importante perché sappiamo, abbiamo visto purtroppo in Romagna in questi ultimi giorni quanto sia sempre più grave la situazione sul piano del cambiamento climatico, e quindi degli eventi drammatici, in questo caso legati al dissesto idrogeologico. Bene, allora non resta che fare un grande augurio di buon lavoro al nuovo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Per quanto ci riguarda da Vicenza è tutto, continueremo a seguire i prossimi passi della giunta, della nuova giunta di Vicenza. Restituisco la linea allo studio. Grazie al sindaco Possamai e grazie naturalmente a Carlo Inghilleri, che lo ha stuzzicato anche sul fronte della nuova giunta. Vi faccio vedere questa locandina per un appuntamento da non perdere per chi è di Treviso, ma non solo.
solo perché domenica 4 giugno, nell'ambito delle celebrazioni del centenario dell'aeronautica militare, il terzo reparto manutenzione aeromobili e armamento di Treviso aprirà le porte per raccontare e condividere con il territorio la storia, i valori fondanti, la propensione verso il futuro e il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell'aeronautica militare. Dalle 10 alle 17 il reparto sarà infatti aperto alle visite e ci sarà la possibilità di essere partecipi di moltissime attività, iniziative ed attrazioni che si svilupperanno per tutta la durata dell'evento, come la mostra statica di velivoli storici attuali, l'apertura del museo storico dedicato all'asso dell'aviazione Giannino Ancillotto e la possibilità di provare dei simulatori di volo e di velocità per i bambini. Ci sarà un'area divertimento con giochi gonfiabili e varie attività. La giornata sarà anche un'occasione per poter contribuire alla raccolta fondi a favore dell'AIRC. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo il meteo, la pubblicità e poi, come ogni mercoledì, c'è spazio per la CGIL. Parleremo di dichiarazione dei redditi di persone fisiche e partite IVA insieme a Monica Giomo, Giuliana Maffei, Carla Barell del CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso. Dunque meteo, pubblicità e poi spazio con la CGIL. A tra poco. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica più o meno stabile sul nostro territorio. Tempo buono e solo localmente instabile. Vediamo dove nel dettaglio di mercoledì 31 maggio. Sul Veneto il mese si conclude con cielo in prevalenza soleggiato. Nella seconda parte della giornata sulle zone montane e pedemontane saranno possibili delle precipitazioni in locale estensione fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 12 e 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 27 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo velato con qualche rovescio o temporale dal pomeriggio, più probabilmente sui monti. Su pianura e costa soffierà bora moderata. Temperature minime sui 17-19 gradi, massime intorno ai 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove al mattino avremo tempo soleggiato, con qualche isolato rovescio però nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26-28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.